sorry. Yeah, go. Come sta? Sto prendendo un video. Come stai? Nice Bene. Bene. Bernardino. Ciao, Onori, comandante della Polizia Nazionale Sopra. Nuovo comandante. Well, all the rest of the delegation. Yes, okay, yeah. Certo. C'è ambasciatore. Come va? Stai bene? Un piacere ogni volta vederti. Saluti. Tutto bene. Grazie. Ciao. Bene. Okay. Prego. Allora, siamo tra amici e che dire, abbiamo il colonnello Dragani che è con voi e credo riesca a dare la collaborazione che voi cercate direttamente lì sul posto. Noi siamo qui a supportare il colonnello Dragani e a fare ogni altra cosa ritenete utile per lo sviluppo di questi rapporti di collaborazione. Sappiamo che tra un po' inizierà un ulteriore corso, no? Ecco, un ulteriore corso di addestramento, buongiorno, un ulteriore corso, buongiorno, di addestramento lì a Gibuti. Questa volta ci sarà anche un gruppo di ufficiali e quindi vuol dire che le relazioni proseguono e diventano via via anche più intense. Il mio intendimento personale è, oltre che evidentemente l'intento dell'Arma corrispondente coincidente, è in linea con quelli che sono grazie. Tutti hanno fatto l'Accademia Militare Simona, specialmente General Said, colleghi di posto. Sì. Non è detto che vada bene sulle altre cose, infatti che non ci vedeva neanche ma chi è che se li vedo? Che niente? Ricordo il momento del... Ok. Sir, the pen is a special for you from For you. the menu general. Okay. Just Arma to remember dei Carabinieri, ok? Generale. Generale. Bene, ok, a lei. Poi? Procedore. Ok. Generale.
Grazie. Di dire, accanto Ok, poi? Perfetto, grazie. Tenete conto dello Wahim. Moachim? Eccolo qua. Anche a lui, questo è in cristallo italiano. Bene. Grazie. Ok, senza rompere. Beh, scusa, senza rompere non vorrei rompere. Oggi è la festa delle donne. Bene, grazie. Thank you very much. Ok. Ok, questo? Ah, vedi? quello no. Carabinieri? C'è uno stemma del sole che fino all'arma. C'è lo stemma dell'arma? Sì. Avorio e legno ringraziato. Bene, veramente bello, grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore. Questo è un bel... Coordination. The operation room is operative 24 hours a day, 365 days a year. We have 50 carabinieri to shift. We have three main tasks. The first is the constant updating of the scenario of public order and security in national and international data for statistical and operative research. Relating to the first task, inform and to give support to the top. In front of us, there are people who are the frontline connectors with the outside, from the network and so on. We blend this information and give this information to the top. The second task is the use of mobile and specialized force. You can see in this slide how today we have employed our battalions and regiments in the national territory. We use our battalions and regiments in every town. So talking about abroad basis for like Djibouti. Yeah. So This is also you receive the information how the situation yes, is. yes. We constant updating is also from mission abroad in eight missions. Plus the personnel employed in all Italian embassies all over the world. But the first thing that this is center. We can command in terms of control, coordination and communication. No, Libyan. Actually, we haven't personally. About Carabinieri participation to European Union training missions. Not only. Only web and the media social network. And we prepare in the morning 2 times a day the press review. It's about all the national newspapers in Italy and media in English, Al Jazeera and so on. This is the main task of this section. Yeah.
No internet. Yeah, we monitor the web. The web, yeah. Yeah, over there. Andiamo verso la sala meeting. La mia delegazione è composta ex allievi di questo territorio, quindi ci saranno anche tutori che avrebbero di più. Prima di cominciare ci sono qualche domanda. Contro il sole, insomma. No, sono 10 anni che sono entrate in ruolo le donne. E questi sono allievi marescialli, questi è un sottotenente. Questo istituto, intanto benvenuti o un benvenuto calorosissimo al comandante della polizia. Sulla scena del crimine che altrimenti ad occhio nudo non Noi vede. non riusciamo a vedere. Ci sono lampade che utilizzano luce ultravioletta o infrarosse o altre lampade che usano lo sperma, il sangue, eccetera, anche dopo magari averlo lavato. Aiuto a delle lampade che sono anche di luce bianca normale, lente di ingrandimento, perché ogni minima traccia per noi sulla scena del crimine che si riferisca a un semplice furto o a un omicidio, a un evento di attentato terroristico, è fondamentale poterla evidenziare e poterla analizzare in laboratorio. Noi in questa chi possono essere gli autori del reato e questo cercando tracce che colleghino gli autori del reato a ciò che appunto vediamo sulla scena del crimine. Luce ultravioletta uguale e permette di osservare in modo migliore tracce che ad occhio non vediamo. Ok? Ad esempio, se osserviamo qua, questa è un'emittenza di luce ultravioletta e questo è un dispositivo che capta la luce con determinati filtri. Se noi che tracce che altrimenti non vediamo. Questa ad esempio, una semplice Si vede l'infrastruttura. ok? Che altrimenti, vedi? C'è l'utilizzo di queste lampade. Si dice giustamente che la capacità di repertamento è pari alla capacità di conoscenza del moderatore. Possiamo evidenziare delle tracce particolari. Faccio vedere ad esempio, vedete questa maglia? Okay.
questa maglia si vede poco, si vede niente di tracce, ma se guardiamo attraverso un filtro vedete che ci sono delle tracce particolari. Queste impronte sul piatto attraverso un filtro, vedete? Ok? Ad esempio sul muro, vedete sul muro forensic light, cioè delle luci cosiddette forensic light. عندنا حقوق وجه هذوك يموتوا حقوق واحد così le impronte, la saliva, ok, possono essere evidenziate. In questo modo poi si ritaglia la traccia e si esamina il DNA. Quella ci vuole la lampada di Fuller, ultravioletta. Ok. La banca dati del DNA, cioè si farà il test del DNA e poi al reperto verrà assegnato un codice a barre che lo identificherà e verrà applicato sul cartellino fotosegnaletico della persona che è stata arrestata. Dove io posso mettere in evidenza, facciamo, oppure lo proibisce il rimbalzo, e quindi questo è fondamentale perché ci può essere la diretta intenzione di uccidere oppure un colpo accidental. Le dimensioni, che cosa può essere successo su una scena del crimine, qual è l'evento criminale, se uno è stato colpito a pugni, se è stato colpito con una mazza, se è stato colpito con un coltello, con un'arma da fuoco, eccetera. Si fanno delle prove per capire quanti colpi ha dato, con che arma ha dato, se uno era mancino o se era destro, una serie per capire di chi è il sangue. Chiaro? Questo è tutto sangue vero, non è umano ovviamente. La traccia di sangue che cosa ci dice? Ecco, quindi è molto importante non solo l'analisi del DNA ma anche capire che cosa è successo. Superfici che possono capitare in uno scenario, quindi ci può essere un pavimento, un vetro, uno specchio, un legno, una pietra, una plastica, qualsiasi cosa, in tutte le situazioni, oppure mediante luci, dove con una lampada è possibile mettere in evidenza l'impronta e fare una foto. Quindi l'impronta è fondamentale per essere a livello nazionale, le forze di polizia e la magistratura se ne serve. A livello internazionale c'è una procedura con l'Interpol che può richiedere e scattare persone che arrivano certe volte danno nominativi diversi, danno l'impronta è sempre quella. Quindi se commetto 1, 2, 3 reati diversi e lascio le mie impronte, sempre a me risalgono. Che fine ha fatto Bossetti? Sta ancora dentro. Abbiamo un'altra area super giù come questa, dall'altra parte della nostra, dove sostanzialmente se poi dovessimo avere necessità della rete abbiamo